Benvenuti, oggi è giovedì 3 ottobre 2024. Il sole sorge alle 6:57 e tramonta alle 18:42. La luna si leva alle 7:26 e cala alle 18:54. Oggi si celebra San Gerardo. Il nome Gerardo ha origine tedesca e significa valoroso con la lancia. Dal 2016 il 3 ottobre è la giornata mondiale delle memorie e dell'accoglienza, in virtù della legge 45 del 2016. La ricorrenza è stata istituita per ricordare e commemorare tutte le vittime dell'immigrazione e promuovere iniziative di sensibilizzazione e solidarietà. La data del 3 ottobre ricorda un evento drammatico ma non isolato. Da quel 3 ottobre ad oggi oltre 24.000 rifugiati e migranti sono morti o risultano dispersi nel Mar Mediterraneo. È importante promuovere riflessioni e impegni affinché le persone in fuga da guerre, violenze e persecuzioni possano arrivare in un luogo sicuro senza dover rischiare la vita in viaggi pericolosi. Sono 65 le candeline per la ballerina, showgirl e attrice Carmen Russo. Muove i primi passi con la danza, inizia poi la carriera al cinema con film noir e soft porno, fino a diventare protagonista della commedia sexy accanto a comici come Lino Banfi e Renzo Montagnani. Nel 1987 sposa il ballerino e coreografo Enzo Paolo Turchi, conosciuto durante la trasmissione Drive-In. Nel 2003 partecipa al reality show L'Isola dei Famosi e nel 2006 vince l'edizione spagnola dello stesso reality. Festeggia 43 anni l'attaccante svedese di origine bosniaco-croata Zlatan Ibrahimovic. Ritenuto uno dei giocatori più forti e completi della sua generazione e anche uno dei marcatori più prolifici della storia del calcio. In Italia ha indossato le maglie di Juventus, Inter e Milan. Infine oggi compie 35 anni il ballerino e conduttore TV Stefano De Martino. Il successo arriva nel 2009, quando partecipa al talent show Amici. Nel 2012 la sua relazione con Emma Marrone, conosciuta durante il talent, termina a causa del suo incontro con Belen Rodriguez, con la quale si sposa nel 2013 per poi diventare papà. Dal 2 settembre 2024, dopo l'abbandono di Amadeus alla Rai, conduce il programma Affari Tuoi, debuttando su Rai 1. A circa un anno dalla caduta del muro di Berlino, le due Germanie tornano a essere una sola nazione. Il 3 ottobre del 1990 i 5 Länder della Repubblica Democratica Tedesca, nota come Germania dell'Est, firmano il Trattato di Unificazione, aderendo alla Repubblica Federale di Germania. Ma come funzionano le auto senza conducente? Stiamo parlando delle auto che percorrono automaticamente le strade e reagiscono all'ambiente circostante. Gli elementi robotici azionano sterzo e acceleratore, ma il vero successo consiste nella capacità di interpretare il luogo in cui si trovano e ciò che avviene attorno. Per farlo vengono utilizzate telecamere, radar per percepire direzione e velocità degli oggetti in movimento e LIDAR per calcolare forma e dimensione degli oggetti. Buongiorno ai 12, nonostante la bella Venere oggi compia degli aspetti stupendi, la Luna proprio non ci sta e con la sua forte quadratura a Marte costringe anche Mercurio e Sole a essere un po' più irrequieti, quindi cardinali Ariete, Bilancia, Cancro e Capricorno oggi avranno una giornata un po' più particolare. Vediamo come. Ariete, l'opposizione della Luna, di Sole e di Mercurio non è semplice da gestire, soprattutto se rincarata da una quadratura al vostro
Marte che rimbalza dal Cancro. È una giornata un po' complicata e probabilmente potrebbe esserci una forte vostra presa di posizione rispetto a una problematica comune o in ambito lavorativo. Toro. Gli aspetti della Luna oggi non incidono particolarmente su di voi, siete peraltro presi da Venere, però potreste assolutamente avvertire un po' di caos intorno e probabilmente delle cose che aspettavate che scattino in avanti potrebbero non essere proprio fluide nel quotidiano e nella vostra routine potreste avvertire un certo senso di inconcludenza e di nervosismo. Gemelli. La giornata di oggi prevede Sole, Luna e Mercurio dalla vostra parte, anche se la quadratura con Marte fa subito considerare gli ostacoli che si parano davanti rispetto a un progetto. Tentate comunque di osservare bene la situazione, magari non è oggi il giorno giusto per cui partire, ma assolutamente dovete dare il via a un nuovo inizio. Cancro, Marte oggi quadra con Sole, Luna e Mercurio, è tutto nei vostri gradi. Ebbene, potrebbe essere una giornata molto difficile in cui avrete il bisogno e la forte necessità di affermare con forza le vostre posizioni per difendere qualcosa che riguarda la validità del vostro lavoro e soprattutto un'idea che avete per la casa. Leone, la giornata di oggi è una giornata che si appoggia con l'accumulo di pianeti in bilancia in una maniera positiva, ma Marte potrebbe far arrivare delle notizie non proprio favorevoli o delle risposte che potrebbero un po' urtarvi. Non attaccate subito, studiate un po' bene la situazione, forse c'è qualcosa che non sapete. Vergine. Se i pianeti hanno deciso che i danari sono in fase di entrata, qualche spesuccia è comunque contemplata ed è proprio Marte che vi fa questo scherzetto perché probabilmente è in scadenza qualcosa che dovrete pagare, ma ordinati come siete non farete sicuramente storie. Bilancia, la giornata di oggi sembra essere una giornata con forti energie. Marte si scatena sul Sole, sulla Luna e sul Mercurio che state ospitando. Siate quindi cauti negli spostamenti, non esagerate troppo e soprattutto schivate tutta una serie di ostacoli che vi si pareranno davanti. Siate sereni. Scorpione, il caos planetario non vi aiuta di certo, ma c'è la bella Venere che forma degli aspetti assolutamente splendidi nel vostro cielo. Concentratevi quindi sull'amore e se qualcosa potrebbe non andare bene intorno al vostro ambiente, cercate comunque di avere la lucidità di non entrare troppo nei meriti delle cose. Sagittario, una giornata che vi lascia anche a voi fortunatamente esenti dai bisticci planetari della Luna e di Marte. Probabilmente questa è una giornata in cui dovrete fare un po' attenzione agli amici. Potreste comunque risultare ago della bilancia o ambasciatori di una diatriba in corso tra due persone a cui volete bene. Capricorno, una giornata oggi un po' complicata, Marte in opposizione in più rincara la dose l'ammasso planetario in bilancia. Sarà una giornata un pochino complicata per mettere d'accordo tutti, ma state bene a sentire le esigenze degli altri, probabilmente qualcuno ha trascurato di mettervi a parte di qualcosa di importante. Acquario, Sole, Luna e Mercurio sono in uno stupendo trigono, anche se Venere strilla che dovreste comunque cedere le armi in amore. Marte di contro stimola i pianeti in una maniera così forte che oggi sentirete un po' un'ansia da stress, come se tutto si fosse concentrato oggi e in un accumulo di impegni a cui non potrete dire di no, ma in serata riuscirete brillantemente a ottemperare a tutto. Pesci, la giornata di oggi è una giornata che prevede un trigono di Marte molto disturbato dai rapporti planetari e uno di Venere che invece è magnifico. È inutile suggerirvi su quale dei due concentrarsi, tra amore e azione c'è un certo divario, ma riuscirete a portare l'amore nelle cose pratiche e un po' di praticità anche ai sentimenti.
La linea Napoli-Portici, prima ferrovia d'Italia, fu inaugurata alle 10 del mattino del 3 ottobre del 1839, alla presenza del re Ferdinando II e di un folto pubblico in festa per il grande evento. Una locomotiva a vapore di costruzione inglese, ribattezzata Vesuvio, trainò 8 vagoni con 258 passeggeri a bordo per un tragitto complessivo di 7,25 km che portava dalla capitale del regno alla cittadina vesuviana. Che sarà, whatever will be, will be. Chi non conosce questa canzone? E partendo proprio dal sarà quel che sarà di questo testo, parliamo del modo di dire di oggi, come what may, traducibile con qualunque cosa accada. La disposizione delle 3 parole può trarre in inganno, ma il senso è identico al nostro italiano, sia quel che sia. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Il matto del giorno è il poeta russo di fine Ottocento Sergej Esenin. Poeta contadino, scrive versi freschi e puri per ricordare la semplicità della sua terra. Sergej è un giovane affascinante, si sposa 3 volte, ha 4 figli dalle mogli e dalle amanti. Celebre il matrimonio con la bellissima ballerina Isadora Duncan, ma Esenin è quasi sempre ubriaco, in preda alla rabbia, nostalgico e i 2 divorziano presto. Nel 1925 viene ricoverato in un ospedale psichiatrico. Il 21 dicembre lascia la clinica e si trasferisce a Leningrado, dove prende una stanza d'hotel. Il 27 dicembre si impicca con la cinghia della valigia ai tubi del riscaldamento. Sulla sua tomba, un anno dopo, una delle sue amanti si suicida sparandosi al cuore. Ci salutiamo con la frase del giorno. Solo i poveri conoscono il significato della vita. Chi ha soldi e sicurezza può soltanto tirare a indovinare. E per conoscere la vita ed il mondo serve tanta forza di volontà ed una curiosità inesauribile. Quindi appuntamento fisso per domani con un'altra puntata di Almanacco per scoprire sempre nuove informazioni dal mondo. Buona giornata e a presto!